Splende il sole a Palermo e non potrebbe essere altrimenti quando si affrontano due formazioni facenti parte della stessa città. Un saluto e un benvenuto qui da Marco Genduso di Sportisili, che sarà qui con voi per commentarvi e per tenervi compagnia all'interno di questa diretta che presenta il match di ritorno tra il Athletic Club Palermo, squadra di casa, e il Palermo Calcio a 5. Vallecchia, punta, Sgarlata ma non riesce a passare, Vallecchia ritorna, poi Sgarlata allarga il gioco per Pecoraro che può cercare la porta! E il primo tiro del numero 19, Mattia Pecoraro, nella zona laterale per permettere anche a Fabio Mineo probabilmente di giocare un po' più avanti. La posizione più congeniale per lui. Tuzzolino sul sinistro e Mistretta si distende, poi le urla da parte di Luigi Mistretta al 26. Rizzuto lotta, concisce la scivolata di Vincenzo Rizzuto, tutto regolare però. Poi il tunnel, Tuzzolino può allargare, cerca la porta e la traversa da parte di Giovanni Tuzzolino. Tuzzolino per Tuve, sbaglia il tocco, lo prende invece da Mineo per toccare la porta. Mineo, il palo di Fabio Mineo, è stato vicinissimo al gol, prova a girarsi, poi con la 11 Giuliano, buttalo! Tuzzolino, le finte sul lupo, lo salta e la blocca Mistretta. Rischia il fallo perché ricordiamo siamo al quinto fallo al momento. Fiorentino vuole puntare Mineo, e se ci riesce Fiorentino sul destro, calcia! Deviazione e calcio d'angolo. Infatti trova anche, non la porta, ma tanto fallo ingenuo da parte di Rosso e sarà quindi tiro libero. Nel frattempo sul punto di battuta abbiamo Daniele Fiorentino che potrebbe sbloccare il risultato. Vediamo come calcerà, se cercherà la potenza o invece la precisione. Ma Fiorentino col destro e Mistretta risponde presente, impresa bassa. Fiorentino, poi Sgarlata, dura palla a Casamento, contropiede Palermo. Davi cerca l'inserimento di Sgarlata che effettivamente tocca. Fiorentino può puntare, lo fa adesso, sbaglia il tocco, Casamento, vediamo se arriva verso la porta, Casamento! Recupera palla e poi non sbaglia, il vantaggio del Palermo, vediamo l'esultanza di Casamento con l'abbraccio con tutta la panchina, vantaggio quindi della formazione di mister Lo Piccolo. Ecco Vallecchia, può puntare l'uomo, doppio passo. Rientra sul sinistro, il tacco per Tuzzolino! E poi l'ultimo tocco è di Giuliano con la maglia numero 11, la pareggia di Club Palermo dopo soltanto pochissimi istanti dal vantaggio di Casamento. L'azione parte dai piedi però di Umberto Vallecchia, che veramente pochissimo alla fine del primo tempo. Sei l'ultima, non facciamo! Fiorentino, centrale per Pillitteri, va giù, fallo di Capitan Marretta e sarà quindi tiro libero. Non è commesso fallo, non è lo stesso avviso però. Di gara, Tuzzolino con il destro, calcio! E non esulta Giovanni Tuzzolino, la mette sotto l'incrocio dei pali, perfetta la sua conclusione, fa 2-1 e adesso mister Miossi si porta in vantaggio. Un tocco con il pallone fuori, ma non è dello stesso avviso di gara, molto vicino. Tuve prova a girarsi contro Sgarlata, vuole calciare, vediamo se lo fa Tuve! Ecco la risposta di Mistretta che fa subito ripartire da me. Ecco Sgarlata, vuole calciare col mancino improvviso. Il sinistro di Sgarlata, Sgarlata cerca sul secondo palo i compagni, non li trova, poi il contropiede, Giuliano, c'è l'altra parte Vallecchia, Giuliano vuole il destro, calcia, poi no, ci pensa col sinistro, palla che termina fuori per fare un gol impressionante. Se l'era portata con il tacco, poi ha cercato il palo lontano, poi intanto con questa palla ancora Tuzzolino con la punta e sempre super Mistretta. Sta caricando i suoi ragazzi. Davi lo schema, Sgarlata, libera Marretta e poi non arriva, Davin scivolata. Buttalo! Poi rientra sul destro e calcio! Non ha visto la palla partire Mistretta, forse anche Lupo si è messo davanti e ha ostruito la vista. Dalla distanza colpisce Tabita, classe 2005, il più piccolo oggi in campo. Vallecchia riesce a sgusciare via, palla in mezzo! Il 4-1 dell'Athletic Club Palermo. Ancora lui, ancora Tabita che esulta probabilmente con i propri amici.
che sono venuti qui ad incitarlo e lui risponde così con una doppietta importantissima, forse l'uomo meno atteso di questa partita vista anche la tenera età, ricordiamo classe 2005. Tanto Scarlata recupera pallone su Giuliano, riparte, poi sbaglia Guerrero e parte in 2 contro 1, Tuzzolino con l'esterno per Giuliano e ancora Mistretta chiude la porta. Scarlata prova il dribbling, poi la conclusione con Rizzuto e finisce anche la partita. Esulta Mister Miosi, esulta l'Athletic Club Palermo che spugna dentro casa il proprio campo per vincere la partita in rimonta tutti per una vantaggio a 5, risultato come potete benissimo vedere il nostro tabellino di 4-1.